Euroregione News. Cucinare con amore in Fiera Pordenone. Nel weekend di San Valentino apre i battenti Cucinare, la manifestazione fieristica dedicata all'enogastronomia più importante del Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Fiera di Pordenone, Renato Pugliattis, attende l'ennesimo successo di pubblico ed orgogliosamente il consigliere regionale Alessandro Basso esalta le prestazioni della Fiera di Pordenone. Cucinare è un nostro tributo al territorio, quindi una parte di Pordenone Fiere lavora per questa iniziativa per sviluppare tutto ciò che è enogastronomia del nostro territorio e presentarla al territorio stesso, ai nostri concittadini, ai cittadini che stanno vicini a noi nel Triveneto. E questa rassegna, che ormai è arrivata all'8ª edizione, è particolarmente importante perché, come ogni anno, cerchiamo di rinnovare. Anche quest'anno abbiamo immesso iniziative nuove dedicate alla solidarietà, come negli ultimi 2 anni in occasione della visita degli imprenditori di Amatrice che sono presso di noi per presentare i loro prodotti, ma anche altre novità legate a dei cibi vegani, dei cibi sani, dei cibi del nostro territorio. Quindi oltre a questo ci sarà anche la parte che riguarda il futuro e quindi le innovazioni in cucina, nei prodotti e nel modo di presentarli nel piatto. I numeri di questa manifestazione, che sono numeri importanti: 160 sono gli espositori, 120 sono invece gli show cooking che noi presentiamo in questa edizione, e colgo l'occasione per fare un resoconto anche di quella che è stata l'ultima manifestazione, questa dedicata alla parte di industrie del metalmeccanica, industrie della plastica e industrie innovative della Fabbrica 4.0, che ha registrato e si è chiusa sabato scorso ben un 15% in più, quindi dei 15.000 presenze che ci eravamo aspettate, così come l'ultima edizione abbiamo avuto 18.000 presenze, quindi un aumento importante del 20%, e soprattutto un interesse delle nostre aziende, che sono state molto contente di incontrare tutti questi visitatori che crediamo siano prossimi clienti. Vorremmo che fossero prossimi clienti delle nostre migliori aziende. La nostra presenza a queste manifestazioni sta proprio ad indicare quanto sia importante per noi avere Pordenone Fiere e quanto sia importante avere questa realtà nel nostro territorio, e soprattutto organizzare eventi come quello di Cucinare, che sono una vetrina simpatica, originale, di prodotti del territorio, che dal confine di Pordenone si è estesa al Friuli Venezia Giulia all'intero territorio nazionale. Un grande orgoglio, segnale di una fiera che va bene, che funziona bene ed è in grande salute. Da Pordenone per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.